Erano circa le 13:45 quando sulla A12 è successo l'incredibile. Un camion ha sbandato, ha invaso la carreggiata opposta e ha scontrato frontalmente una bisarca che viaggiava in direzione La Spezia. 2 persone sono morte. Il camion che trasportava piante viaggiava verso Genova, ha sbandato sulla destra e di rimbalzo ha invaso la carreggiata opposta, quella in direzione La Spezia. Qui ha scontrato frontalmente la bisarca, carica di auto, che viaggiava dunque in direzione opposta. Il fatto è accaduto alla fine della Galleria Madonna della Neve, poco prima dello svincolo di Lavagna. Difficile capire cosa abbia causato lo sbandamento del camion. Di certo c'è che invadendo la carreggiata opposta il mezzo è andato a sbattere contro la bisarca, ma non ha coinvolto altre auto nello scontro. Nell'altra carreggiata infatti era presente un cantiere di lavoro e il traffico era incolonnato su un'unica corsia. Gli operai che stavano lavorando in quel momento sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo per le 2 vittime non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Si tratta di 2 uomini, uno dei 2 è l'autista del camion che viaggiava in direzione Genova, la seconda vittima era seduta accanto a lui, uno aveva 49 anni e il secondo 24. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze della Croce Rossa di Riva Trigoso ed una della Croce Rossa di Cogorno, i vigili del fuoco di Chiavari con 7 unità e la polizia stradale, giunta sul posto sia da Brugnato che da Chiavari e da Genova. La Polstrada sta portando avanti le indagini. In un primo momento è stato allertato anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Genova, che però ha fatto rientro in sede senza trasportare nessuno. Il conducente della bisarca, infatti rimasto illeso, ha rifiutato il trasporto in ospedale. L'autostrada 12 è stata chiusa per tutto il pomeriggio fra Lavagna e Sestri Levante in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi ed il sopralluogo del magistrato.